A tutti buonasera dall'ippodromo Savio di Cesena, convegno di corse di sabato 22 luglio. Prima corsa riservata a puledri di 2 anni in 8 dietro l'autostart, lo schieramento 1 Firefox dei Giovi, 2 Famewise L, 3 Fenice del Ronco, 4 Fringuella Jet, 5 Farabutto Stecca, 6 Frisco Bean, seconda linea, 7 Fangiocor, 8 Fedra Pax. Favori in chiusura per Firefox dei Giovi, Lorenzo Baldi in sediolo numero 1, macchina che comincia ad accelerare con la velocità iniziale di Fenice del Ronco che supera Firefox e va a condurre. Terza posizione per Famewise L, mentre rimane all'esterno Fringuella Jet, sbaglia però Famewise L e così si sistema terza Fringuella Jet. Incertezza anche numero per Frisco B, che viene squalificato, quindi 2 rotture nella fase iniziale della gara. Al comando c'è Fenice del Ronco, debuttante in sediolo VP dell'Annunziata, che completa il quarto iniziale in 33 abbondante, 32,5 ufficiale. In seconda posizione Firefox dei Giovi, poi Fringuella Jet, Fedra Pax. E intanto i 600 se ne vanno nell'ordine del 50, con al comando la debuttante Fenice del Ronco, all'esterno cerca di farsi luce ora Fedra Pax che arriva al sediolo della leader e va ad affiancarla dopo 800 metri in 1,5 e 8, 33,3 il secondo quarto. A contatto rimane Firefox dei Giovi, cavalli che stanno per completare il chilometro iniziale, sempre condotti da Fenice del Ronco, Fedra Pax al suo esterno, poi Firefox dei Giovi che segue davanti a Fringuella Jet. Chilometro se n'è andato in 1,21,7, siamo ora a 450 dall'arrivo. Parziale ora in 14,8, andatura che si è numero 7 alzata e ora cerca di andarsene Fenice del Ronco che è sempre in vantaggio su Fedra Pax che si getta di galoppo. Completamento 8, della curva, ingresso in retta d'arrivo con Fenice del Ronco in vantaggio. Firefox che prova a spostare all'esterno, Fenice però è in testa, ci prova ancora Firefox ma Fenice del Ronco è irraggiungibile e vince. Debutto vincente quindi per Fenice del Ronco, il secondo posto è per Firefox dei Giovi. Al terzo, dopo errore, finisce il numero 2 Famewise L che aveva sbagliato all'ingresso sulla prima curva. Io ho 2,6 abbondante sul mio cronometro, un bel 29,3 a chiudere. Andiamo a rivedere le fasi finali, la vittoria di Fenice del Ronco, VP dell'Annunziata in sediolo per conto di Tiberio Cecere.